Perché leggendo quello che ha dichiarato Capellacci e leggete le dichiarazioni della Giudici e leggete nel successivo le dichiarazioni che fa Torrecherti, sono identiche. Cioè, dal Presidente della Repubblica che ci ricorda che la prospettiva in Sardegna di uscire dalla crisi è l'economia verde, poi usano tutti in inglese, no? E Clini, il ministro attuale dell'ambiente, ci ricorda anche ieri in televisione, eccetera, eccetera, che questa è la prospettiva, non è via d'uscita. Allora, diciamo pane al pane, vino al vino, quello è un mega inceneritore che verrà fuori, o chiamiamolo in termini moderni un termovalorizzatore, perché la Sardegna è destinata a recepire l'immondizia dell'Europa, se non del mondo. Già l'Africa l'hanno utilizzata per questo, ma è chiaro questo. E quando io vedo che stanno strozzando i paesi, i terreni diciamo più fertili in Sardegna o comunque nel Campidano, quel triangolo delle Bermude famose, ma è perché c'è scritto da qualche parte che in Sardegna non si deve produrre più niente. Allora mi spiego perché abbiamo la percentuale più alta, addirittura più alta della Lombardia, delle città mercato, perché portano. Allora mi spiego perché in Sardegna abbiamo e importiamo roba da mangiare per l'80%. Io ho detto ai politici, se si facesse solo un ragionamento di dire da domani invece accorciamo le distanze e sarà il 40%, sapete quanti posti di lavoro e sapete quante, però guai a dire a chi lavoro, 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 basta. No, questi che gridano lavoro, lavoro, lavoro non hanno prodotto un posto di lavoro. E domani in Sardegna, e questa è la sfida, domani in Sardegna ci potrebbero essere 500 posti di lavoro se per esempio Capellacci e Clini firmassero il progetto del geoparco, preso dai tedeschi, realizzato 2 anni fa dai tedeschi, 4 milioni di visitatori all'anno, va bene? E noi che abbiamo dato a loro il progetto, fermi a prendere per il culo questi poveri giovani, perché sono giovani laureati, che ho visto spazzare letteralmente i cortili, perché questi figli di mamma buona, di politici che noi abbiamo, si dovrebbero vergognare e sparire, veramente, perché la maggior parte, ne salvo 5, va bene, dell'attuale classe politica. Ma siamo ridotti a questo. Allora, la verità, e per esempio, io sentendo quelli di Narbolia, no, che sono poi affezionato, perché è una zona dove andavo in campino, ma riusciamo noi sardi a fare un passettino un po' più avanti e dall'incazzatura che abbiamo dentro incominciamo a fornirci, diciamo, armi non solo dialettiche, e incominciare a capire che chi vive nel territorio è padrone del territorio e chi se ne sta riappropriando bisogna fare la lotta per cacciarli via dai nostri territori. Chi è bravo, per esempio, tanti giovani ingegneri, è possibile smontare questi pannelli fotovoltaici perché noi siamo contro i parchi, siamo contro questi accidenti di cosa perché riportano i monopoli, quando invece bisognerebbe fare il fotovoltaico, ogni abitazione un fotovoltaico, ogni scuola, manco quello riescono a fare i nostri sindaci, solo il sindaco di Samassi mi sembra che ci è riuscito. Obbligare gli edifici pubblici ad avere il fotovoltaico, oppure ogni casa aiutateci ad avere il fotovoltaico e distruggiamo questi impianti mega impianti, smontiamoli e mettiamo il pannello nelle nostre case, riappropriamoci, perché davanti a una legge che ci dice che siamo criminali perché, scusate, siete venuti in casa nostra, ci avete rotto le palle, ci state comprando i terreni, ci state mettendo le pale eoliche e addirittura schiavi, perché io li chiamo schiavi, nuovi schiavi, perché davanti a 4 soldi che gli danno il terreno e non capiscono che ci stanno perdendo metà del paese. Allora, questo è il grido d'allarme. Certo, Claudia sta facendo una cosa enorme, perché acquisire dati, responsabilizzarci, creare, diciamo,
bisogna essere sempre di più, ma partiamo anche dai nostri paesi a far capire che si punti boghenti, cioè fra poco questi arrivano e dicono a chi ci abita, vai rindi perché vi hanno comprato anche il terreno dove c'hanno la casa. E allora il grido deve essere quello: organizziamoci e mandiamoli via noi. Io dico ai giovani ingegneri, ai giovani dei paesi, smontiamogli questi parchi, occupiamoglieli, li dobbiamo cacciare via perché questi sono i nuovi invasori. Qualcuno l'ha detto, io sono convinto, questi sono i nuovi invasori. All'epoca venivano con le armi, con le cose, adesso arrivano così. E Sinci Bogata, io sono stato uno che quando mi hanno cacciato via da una spiaggia, vabbè, mi ho fatto talmente casino, perché, però poi, guardate, mi dispiace per il personaggio, perché è un personaggio poi che va a vantarsi che è questo e che è quell'altro di sinistra, eccetera, e che si è comprato i promotori più belli dell'Ogliastra. A me mi ha cacciato via con le armi e io volevo vedere il panorama, vabbè, e gli ho detto che se non la smetteva le avrei fatto un casino tale che si doveva vergognare per tutta la vita. Però persone come me che non sono un eroe eccetera ce ne sono poche in Sardegna, badate. Noi stiamo diventando dei conigli, stiamo accettando tutto come se fosse normale, e questo non vuol dire rivoluzione, vuol dire riappropriarsi delle nostre cose, e le prime cose sono il terreno, che invece stanno vendendo perché la miseria porta anche a questo. Però io in una assemblea di agricoltori ho detto: siete dei coglioni, perché un agricoltore che si vende il terreno si sta tagliando le cose più belle che può avere, perché erano quasi tutti maschi. Va bene, se non lo capite, per 4 soldi che vi stanno dando vi state togliendo la vita, perché poi chi vi darà da mangiare? Quelli che vi hanno comprato i terreni? Chi vi darà da bere? Quelli che vi stanno togliendo l'acqua? Scusate, diciamo, però è questo che sento e sto lavorando per questo.